64 anni e viene esattamente dalla Sardegna, ma è residente qui a Trapani. Anche lui è in cerca dell'anima gemella. Ciao Giovanni. Ciao, come stai? Sei simpatico Tutto come sempre, insomma. Allora Giovanni, tu sei in cerca della donna ideale, sei in cerca dell'anima gemella. Un'anima gemella che sia semplice, modesta, umile e soprattutto che non pretenda più di quello che posso, insomma. Esatto. Anche perché la pensione è quello che insomma non è, certo. 400 euro al mese, insomma non sono tanti. Quanto tempo è che sei qui a Trapani? Sono in Sicilia da 20 anni e faccio la spola tra Siracusa e Trapani perché faccio anche teatro siracusano, folcloristico, eccetera. E sei bravissimi telespettatori, ti hanno visto Vabbè, esibirti, io ho insomma, passione. sei un fenomeno. Il teatro per me è la passione, quindi con Peppe Bianca e altri personaggi come di Salvatore che abbiamo fatto il Maggio Immaginario, sì, e tante commedie di Pirandello e Molière, però tradotte in fase comica con il Mamma Santissima di Siracusa, e tra cui c'è il padre di Parrotta che gioca con la Roma, che suona la tromba e il pianoforte. Comunque Mazzei è il chitarrista, non so se lo conosci, e ha vinto anche il premio Tenco a Sanremo. E no, io sono qui adesso a Trapani perché ho sentito dire che qua, insomma, sono quasi 6 mesi che sono a Trapani, che ci sono dei parchi meravigliosi. Ah, qua il verde non manca. Però mancano i rubinetti per bere, un vecchietto vuol dissettarsi, una signorina, una signora anziana. E mi disse Fazio, e anche il vescovo Micichè, ma si rubano i rubinetti. Certo. Ma mettete chi li guarda, se non che chi li guarda sta mezz'ora, poi vanno a giocare a 7 briscole nella baracca di legno, io lo pizzicai 2 o 3 volte, se prendono lo stipendio devono anche fare il loro dovere. Va bene Giovanni, parliamo di questa anima gemella, di questa donna che tu sei interessato a conoscere. L'anima gemella... Tu hai 64 anni, certo. Quindi questa donna da che età dovrebbe partire? Partiamo da una base per andare a finire. 64 anni, esente come si chiama? Fidanzamenti? No, a parte quello. Non sei mai stato sposato? O sì? No, senti, no. Come si chiama quella medicina che serve per migliorare le prestazioni? Esatto. La pillola blu? No. Il Viagra? Allora io sono comunque, anti-Viagra, sei anti-Viagra. Voglio comunicare a tutte quelle donne sole che sono esente da Viagra. Cioè esatto, quindi funziona al 100%. Ma al 100%. L'importante è questo. Perché non vorrei che pensassero che ormai a 64 anni sono per finito. No, funzioni benissimo. La cosa importante è questa. È chiaro. Vabbè, allora, ripetiamo. Da che età dovrebbe partire questa donna? Ma guarda, io sono 64, se ne ha 59, facciamo... Esatto. Quindi partiamo, per te va bene se partiamo da una base di 45? Certo, anche, troppo anche giovane, 40. Anche 40. Quindi partiamo dai 40 per andare a finire a un massimo di... Ma un massimo di 50, 51, 52. Arrotondiamo a 55, tanto ci sono donne a 55 anni che si presentano ancora buone. Proliferano anche, insomma. Certo. Quindi, amiche telespettatrici, noi cerchiamo una donna che parta dai 40 e arrivi massimo a 55 anni. Sì, magari anche se ha della prole, per me non fa niente, sono come fossero miei. Certo. L'importante insomma che è una donna onesta, che ti voglia bene. Esatto, una famiglia senza figli non ha felicità. Non è una famiglia, esatto. E poi mi appello anche a qualche ragazza madre, magari. Ci fosse qualche ragazza madre che non sa che pesci pigliare, ha trovato il pesce giusto. Va bene. Hai preferenze per le bionde, le brune? Ma guarda, per me sono tutti uguali, quello che conta è che siano pulite dentro. Esatto. Cioè l'estetica non conta, uno può essere anche... Cioè l'aspetto fisico è irrilevante. L'importante è che sia l'aspetto interno, che sia onesta dentro, ti tratti bene soprattutto, si comporti bene nella società. Perché uno può essere ricco, sfondato, ma quando è sporco dentro, tanto vale che se ne vada a fare lo spassino. È chiaro. Va bene, ascoltami Giovanni, sei stato... per quelli nell'esercito urbano? Sei stato fidanzato in passato? Ho avuto qualche amica, qualche signorina, qualche Però amica. mai niente di serio, giusto? No, così, tanto discoteca, mordi e fuggi. Esatto. Andavamo in Quindi un camping. sei single puro? Single puro? È efficiente, insomma, è efficiente dal punto di vista senza unture, senza niente. Perfetto. Va bene, Giovanni, le telespettatrici in questo momento si stanno aspettando qualcosa in più da te. Parlaci un po' di te, che tipo di carattere hai? Descriviti. Intanto sono acquario, sono sensibile, emotivo. Segno d'acqua? Sì, acquario, se si rompono le acque poi è finita. Certo. E lì caschiamo sempre lì, nel Sibeduro.
si bemolle, si duro. Allora voglio dire, io sono acquario, sono sensibile, emotivo e mi commuovo per un nulla. Quando vedo un film come Incompreso, L'albero di Natale, Ti mette a piangere? No, mi vengono le lacrime al sole, perché io mi commuovo. Quindi logicamente sei anche un tipo romantico. Ma sì, molto romantico, sentimentale. Credi ancora all'amore? Ma credo nel vero amore, non nel mordefuggi e poi magari Certo. si sposano per avere poi una certa eredità o che so io, qualche interesse e poi dopo vanno all'avvocato. In quest'epoca che È siamo, diventato un business il matrimonio, non c'è più niente. Tutto scopo di lucro. E quello che ci guadagna è il prete che gira per la messa, che mangia a sbaffo nelle grandi ristoranti Tu dove comunque mangia. sei un tipo che ha dei valori dentro, credi all'amore, credi Sì. al romanticismo, ti piace, non so, fare dei regalini alla tua lei, essere dolce, magari regalarle fiori. Ma il regalino sì, lo farei quando sono sicuro che c'è veramente. Che ti vuole? No, che mi vuole, che c'è veramente La donna giusta. Ma a parte che non è giusto, ma che c'era un senso per farlo questo regalo, perché se io lo regalo un anello d'oro, una donna, e poi quella poi piglia, se lo vende e se ne va. Logico. Cioè ci vuole il più bel regalo di un uomo che può fare una donna è il cuore innamorato. Certo. Solo quello. Poi dopo le cose vengono dopo, da 500, la macchina, perché loro subito vogliono, ma tu che macchina hai? Logico. A proposito di macchina, sei motorizzato tu? Ma io per adesso vado con l'autoscarpa Già. e poi vedremo. Poi più avanti poi tanto si vede. non consuma nulla, Certo. non ci sono È ecologico. olio da cambiare, è ecologica. Quindi. Perfetto, amiche telespettatrici lo state conoscendo. Avevo comprato una bicicletta qui a Simpli, 89,90 €, ma purtroppo mi è stata fregata, Esatto. avendo visto i prezzi dei gelati su una gelateria, giro la faccia, non c'era più la bici, era nuova. Quindi adesso cammini a piedi. E cammino a piedi. È meglio così, non inquini. Non inquino, la cosa esatto. importante. Esatto. Perfetto. Allora, amiche telespettatrici, è qui Giovanni, 64 anni, di Trapani, originario di Sassari, dico bene? Esatto, sta bene. Però si è stabilito qui a Trapani. È in cerca dell'anima gemella, è in cerca della donna giusta, la donna ideale. Giovanni va cercando una donna che parta dai 40 e arrivi massimo ai 55 anni. Non ha importanza se è bionda e bruna, l'importante è che è una figli uguali. Esatto, l'importante è che è una ragazza onesta, che lo voglia bene e lo accetti per quello che è. Giovanni è qui, è un giocherellone, è un uomo fantastico, vi farà divertire dalle risate perché tantissime barzellette. Ho fatto anche il cabaret, insomma, in passato, Esatto. con Pippo Franco e eccetera. Non c'è Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare personalmente non possono fare altro che, al solito, chiamare al numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Giovanni è qui e vuole essere contattato. Allora Giovanni, in questo momento ci sono le telespettatrici che stanno decidendo se chiamarti oppure no. Lancia un messaggio rivolto a loro come se stessi parlando proprio dal vivo. Vai Giovanni. Ecco, io sono qua. Ripeto, non è l'aspetto che conta, assomiglierò a un gufo, questo me l'hanno detto tanti, però se voi volete tentare, la sorte è qui, quindi non dico altro. Io sono una persona sensibile, romantica, non conosco la cattiveria, odio quelli che maltrattano le donne in famiglia e soprattutto anche i figli, perché quelli sono da rinchiudere sine die, insomma, non è giusto maltrattare le persone più deboli di noi, quindi cerchiamo di essere coadiuvati l'un con l'altro. Se volete chiamarmi, il mio numero è... Lo sanno, lo vedono in sovraimpressione. Okay. Perfetto, era un bellissimo messaggio, naturalmente non si annoieranno di certo. Allora, adesso racconterò una barzelletta prima di finire. Sì, così almeno sono più simpatico. Facciamo raccontare allora una barzelletta, Giovanni, in onore di quelle telespettatrici che si vogliono divertire con Allora, te. c'è un signore che non ce la fa più, ci sta facendo addosso, insomma, la pipì, e allora cerca un posto per andare a farla e trova un muro. A un certo punto, mentre sta facendo la pipì, fa quante ne hai fatte tu? Quante ne hai fatte? Ma all'improvviso gli scappa una scoreggia e lui dice: e anche tu sta zitto che non ti puoi lamentare. Bellissima, complimenti. Quindi avete visto, amiche telespettatrici, vi divertirete senz'altro. Forse è stato Giovanni, no. Giovanni è qui e sta aspettando le vostre telefonate. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Gianni Cossu. ciao ciao.